Certo, anche stamattina la Allison scrive una brutta pagina per i lavoratori e sull'avvertenza, impedendo ai lavoratori di voler entrare. I lavoratori sono entrati in una trentina per riprendere l'attività produttiva e l'azienda li ha confinati, una parte in portineria e una parte esattamente in magazzino. La proprietà milanta di fare una lettera di ferie forzate e la risposta del sindacato dei lavoratori è esattamente che i lavoratori sono a disposizione per lavorare e stanno dentro i locali dell'azienda. Cosa hanno trovato al posto degli uffici, se sono riusciti a vedere? No, i lavoratori non hanno avuto accesso ai locali sia cosiddetti produttivi che agli uffici. Esattamente, sono confinati in portineria e una parte in magazzino. Hanno chiamato anche i carabinieri, l'azienda Certo, ha chiamato... perché l'azienda ha chiamato anche i carabinieri perché vorrebbe far uscire in modo forzato i lavoratori. Le intenzioni dei lavoratori in questo momento? Quello esattamente di riprendere a lavorare e di rimanere dentro i locali dell'azienda. Tutta la giornata? Tutta la giornata, fino alle ore 18 che è l'azienda, che è l'orario dell'azienda. Quindi sarebbe la nuova versione del presidio, non più un presidio interno ma un presidio dentro l'azienda? C'è un presidio fuori per impedire, perché l'azienda vorrebbe fare ulteriori forzature e caricare la merce che è ancora in magazzino, e esattamente continua il presidio fuori ma continua anche l'entrata a rotazione dei lavoratori.